Rieccoci in diretta con la nostra trasmissione, con il nostro telegiornale vi do di nuovo l'aggiornamento, ma l'aggiornamento è quello di stamane. Chiaramente sarà riaggiornato a breve quello dei 191 contagiati con 35 ricoveri totali, ma le cifre che abbiamo sentito in queste ore dalle varie ULSS ci fanno capire come il numero sarà diverso a breve, sia per i casi positivi ovviamente, soprattutto per i casi positivi, un numero che poi al suo interno racchiude una maggioranza netta di asintomatici, e poi ci sono i ricoveri. Vi ricordo il decreto del governo che va verso appunto la chiusura delle scuole per un'altra settimana fino all'8 marzo, o meglio la sospensione delle attività, cioè le lezioni con gli studenti, gli alunni, i bimbi, mentre quindi non è una chiusura completa, ma quindi potranno andare nelle scuole il personale ATA, il corpo docenti e il personale ausiliario, così come un po' da più parti in alcuni casi si era paventato, proprio per rimettere in piedi un po' la didattica, ma le lezioni sono sospese di fatto. In questo senso si dice scuole chiuse, o meglio scuole sospese, le lezioni restano sospese fino all'8 marzo, e quindi si dovrebbe rientrare in classe per i bambini e gli studenti il 9 di marzo. Ancora continua nel frattempo la sanificazione delle varie zone. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con i mezzi pubblici, non sono solo i mezzi pubblici a essere sanificati, e questa mattina avevamo fatto vedere come viene sanificata l'area di Corso del Popolo, la zona appunto dove si può passeggiare vicino ai negozi. Vediamo la sanificazione di un'altra area a Belluno ovviamente molto frequentata, cioè la zona di Lambioi, del parcheggio e della scala mobile che porta poi al centro di Belluno. Allora vediamo la sanificazione a Belluno. Task force in comune a Belluno per la sanificazione dei luoghi pubblici, con gli uomini della protezione civile comunale che hanno installato i primi 60 dispenser contenenti gel disinfettante posizionati all'interno degli uffici pubblici comunali e nei luoghi di frequente passaggio. Il primo luogo di intervento è stata la scala mobile di Lambioi, con 4 dispenser installati a inizio e a fine rampe e nei 2 pianerottoli intermedi, per poi passare all'Eco Sportello Bellunum in via Feltre, alla piscina e allo Spes Arena. Lunedì si proseguirà poi con il posizionamento nei restanti impianti sportivi, nei luoghi della cultura, negli uffici comunali aperti al pubblico e anche nei back office comunali. Tutti i dispenser sono accompagnati da un cartello in 5 lingue, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese, che invita i cittadini a utilizzare il gel disinfettante. Da Palazzo Rosso ricordano che il corrimano delle scale mobili viene sanificato quotidianamente con alcol e detergenti espressamente consigliati per contrastare il coronavirus. Abbiamo iniziato con questa operazione e nei prossimi giorni installeremo altri dispenser nei luoghi pubblici che registreranno questa necessità, ha spiegato il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. E sempre a Belluno abbiamo visto in questa giornata le frasi, i dati e le considerazioni dei vari direttori generali delle ULSS del Veneto. Allora sentiamo anche la situazione nell'ULSS 1 dal direttore generale Adriano Rasi Caldogno, con la situazione appunto nell'ULSS 1 Dolomiti. Alle 14 di quest'oggi, 29 febbraio, abbiamo 55 persone in quarantena fiduciaria a domicilio, cioè persone che hanno avuto un contatto con un soggetto positivo e un soggetto che è in corso di validazione per quanto riguarda un'eventuale positività, che ancora però non è definita. Inoltre abbiamo effettuato dall'inizio di questa emergenza 50 tamponi a soggetti di varia natura, che però si sono rivelati tutti negativi. I 55 soggetti che dicevamo prima sono tutti soggetti che hanno avuto un contatto con soggetto positivo, casi di positività che si sono verificati in altre zone del paese, alcuni
in Veneto e molti in Lombardia. L'afflusso al pronto soccorso si mantiene sostanzialmente su dei profili diciamo normali rispetto alla stagione, semmai addirittura anche con qualche leggera diminuzione. Naturalmente invece tutta la rete dei medici di medicina generale e lo screening anche telefonico ai numeri che sono consigliati, oltre soprattutto nei primi giorni un numero consistente di telefonate al 118, questi sono stati i canali insomma maggiormente utilizzati. Ricordo che da questa mattina alle 9 è disponibile un numero dedicato nel Dipartimento di Prevenzione proprio alla gestione delle informazioni di ogni natura riguardo il coronavirus. No? Questo numero è lo 0437 51 43 43 ed è aperto ogni giorno e quindi anche sabato e domenica comprese dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Così il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno. C'è una considerazione, una nota che viene dall'Associazione Pediatri Nazionale, dal presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri Paolo Biasci. In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna al momento è in cura il 93% di tutti gli 821 positivi al nuovo coronavirus in Italia. Riteniamo pertanto saggia la decisione del governo, inserita nel nuovo decreto sull'epidemia, di prorogare la chiusura delle scuole in queste regioni per altri 8 giorni. Abbiamo bisogno, dice l'Associazione dei Pediatri Italiani, di tempo per contenere il contagio, evitare il caos negli studi pediatrici e nei pronto soccorso e occuparci di chi ha bisogno di cure. Questo dice l'Associazione Medici Pediatri, che dice è bene tenere le scuole chiuse, o meglio le lezioni sospese. Le scuole resteranno aperte evidentemente per il personale ATA, docenti e personale ausiliario, ma non ci saranno le lezioni, quindi è meglio evitare la concentrazione dei ragazzi per evitare una diffusione ulteriore. La conferma, abbiamo sentito poco fa da Zaia, è quella appunto che restano sospese le attività delle scuole per una settimana, che vuol dire che potrà andarci il personale ma non i ragazzi. Resta invece un'attesa per avere maggiori certezze su chiese e musei, perché in questo caso potrebbero esserci dei dettagli in più, delle restrizioni, ma forse qualche apertura, ma questo non possiamo dirlo con certezza, quindi non ve lo diciamo con certezza finché non abbiamo il dato sotto mano e l'annuncio ufficiale per quanto riguarda chiese e musei. Allora, abbiamo sentito il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, sentiamo un altro direttore generale, quello dell'ULSS 3 Serenissima, quindi il veneziano, Giuseppe Dalbena. Anche qui importanti i dati per comprendere il fenomeno nella provincia di Venezia. Sentiamo il direttore dell'ULSS 3 Dalbena. Ecco, è stato un impegno sicuramente importante, l'azienda è stata impegnata su più fronti, sul fronte clinico, sul fronte tecnico, sul fronte organizzativo e sul fronte gestionale. Ha visto tutti i dipendenti impegnati. A questi dipendenti va il mio ringraziamento per questo sforzo che si sta facendo in quest'ambito. Ecco, dal punto di vista dei dipendenti, lei ha parlato di un incremento della pianta organica dell'azienda. Sì, il Presidente della Regione ha dato questa disponibilità di assunzioni straordinarie all'azienda 3 di Venezia. Stanno arrivando 54 persone, 47 già individuate, altre 7 dovranno arrivare nei prossimi giorni. Ecco, possiamo parlare di un quadro simili-influenzale dal punto di vista della contabilità del contagio ad oggi? Sì, allora tecnicamente o scientificamente non è proprio corretto, comunque sì, da un punto di vista così molto generale siamo su questa tipologia di patologia. Ecco, il professor Palù in un'intervista al Corriere del Veneto oggi parla di uno stupore rispetto
alla contabilità di altri paesi in tutto e per tutto simili all'Italia, quali la Germania. Dal vostro punto di vista, come operatore diciamo, in prima linea sul fronte coronavirus, può essere che in Italia ci sia stato un eccesso di zelo nella contabilità, cioè che noi ne abbiamo trovati di più perché ne abbiamo contati di più? Beh, noi ci siamo mossi sulla base dei protocolli che il Ministero ha predisposto, quindi di fronte al caso positivo, poi sono state fatte le indagini epidemiologiche conseguenti e via via si sono trovati gli altri casi positivi. Voglio dire, abbiamo applicato un protocollo ministeriale regionale che ha portato a questo tipo di risultato. Quali consigli possiamo dare alla popolazione per i prossimi giorni? Ma i consigli sono quelli che stiamo dicendo da diversi giorni, sono quelli di una igiene personale importante, dell'attenzione a non frequentare spazi chiusi e affollati e soprattutto nel parlare in un certo modo, insomma, no? A distanza. Ecco, questi comportamenti di questo tipo, che appunto abbiamo più volte spiegato, sono comportamenti che dovrebbero essere alla base un po' del nostro vivere quotidiano comune in periodi appunto come quelli invernali, dove appunto il quadro influenzale, come dire, tipico, normale, è presente. Possiamo fare un focus sull'utilizzo delle mascherine o meno? Sì, allora le mascherine vanno utilizzate dalle persone che hanno una sintomatologia di carattere respiratorio e il loro significato è quello di proteggere appunto gli altri, quelli che stanno bene, da queste persone. Poi ci sono le mascherine ad uso degli operatori sanitari che servono invece per il loro lavoro. È un virus contagioso e la preoccupazione che avete è quella dei posti in terapia intensiva. Come avete operato? State operando nell'ULSS 3 Serenissima? Sì, è un virus contagioso, la preoccupazione che abbiamo è nei confronti della popolazione anziana fragile, in primis, perché è la popolazione che dobbiamo assolutamente proteggere. Ecco perché anche tutta questa attenzione ai casi positivi, ai contatti che questi hanno avuto. L'obiettivo è quello di proteggere la popolazione anziana fragile. Poi c'è il tema delle rianimazioni, nei casi come dire, più importanti, ma finora il nostro sistema sanitario regge anche a questo. Ecco, c'è anche una tenda all'ospedale All'Angelo. Sì, abbiamo installato su indicazione del Presidente della Regione delle tende su ogni ospedale. Sono tende che nascono e che sono state installate per prepararci ad un'eventuale, come dire, ulteriore diffusione del virus. Le stiamo usando, soprattutto all'Angelo in particolare, per un pre-triage, cioè per dividere quelle persone che arrivano all'ospedale con una sintomatologia respiratoria dalle altre, in maniera da instradarle in percorsi isolati, protetti rispetto ad altri casi. Allora così il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima. Allora vi ripeto quanto ho detto poco fa, lo faremo rivedere tra poco di nuovo per chiarezza il governatore Luca Zaia, ma aspettiamo ovviamente di avere il decreto del governo per poterlo commentare, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano sospese le attività delle scuole per una settimana, il che vuol dire che potrà andarci il personale ma non i ragazzi. Lo ha confermato appunto il governatore Luca Zaia, ma lo abbiamo sentito poco fa. Vi faccio una sintesi, ma fra poco ve lo faremo rivedere. Dice abbiamo avuto una discussione di ore da questa mattina, quello che posso dirvi è che la grande preoccupazione dei clinici e degli esperti, va bene, per il rischio contagi va soprattutto sulle scuole e i luoghi di culto. Quindi le scuole sono sospese, diciamo così, sono le lezioni sospese, il personale, il che vuol dire, dice Zaia, che potrà andarci il personale ma non i ragazzi, il personale ma non i ragazzi. Cercheremo da farci dare la disposizione definitiva, ma non ce l'hanno in mano nemmeno i governatori a quanto pare, lo diceva anche Zaia, aspettiamo di leggere nel dettaglio. Questo per chiarezza, dice il governatore Luca Zaia. Nel frattempo, ecco, l'attesa è anche per quanto riguarda le messe e anche i grandi eventi, chiese e musei. Dice sempre Zaia,
un attimo solo e ve lo dico immediatamente. Quanto ai grandi eventi, alle manifestazioni pubbliche, eventi nei luoghi di aggregazione, ora aspettiamo che il DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esca in Gazzetta Ufficiale, ma vorremmo poter fare delle osservazioni, almeno in alcuni punti, limitatamente alla discrezionalità che ci compete, di certo non forzando la mano ai clinici. Siamo appunto in attesa del DPCM per rileggerlo e avere indicazioni anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Ho chiesto che il Governo emani l'eventuale circolare esplicativa, visto che per noi è difficile dare indicazioni precise. Siamo nell'ambito ancora della incertezza, non abbiamo ancora in mano tutti i dati per poter dire precisamente ogni categoria, è questo che vi chiedo appunto di comprendere. Stiamo aspettando anche noi di avere la certezza di quanto viene riferito ai governatori. Nel dettaglio, una cosa certa è che le scuole restano chiuse, o meglio, le scuole restano sospese come attività, le lezioni non si faranno, il personale potrà andare, e questo ha detto Zaia poco fa. Ecco, a proposito delle messe, lo stesso Zaia ha appunto accennato prima. Il desiderio è quello di poter riaprire le funzioni religiose, ma appunto anche sul fronte scuole il desiderio era quello di riaprire. Vedremo quali saranno le restrizioni. Nel frattempo, e lo aveva accennato prima Lorenzo Maier al telefono, è arrivata una nota del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, una nota a tutti i fedeli nel quale dice: ferisce il cuore dei pastori, delle comunità, di tutti i fedeli, il non poter celebrare insieme, per un atto di responsabilità civica e di attenzione alle esigenze della collettività e del bene comune, secondo le disposizioni al momento vigenti, la Santa Messa in questa prima domenica di Quaresima, nonostante reiterati e purtroppo inutili tentativi effettuati in dialogo con le pubbliche autorità anche nazionali. C'è ovviamente una nota polemica in queste frasi. Le odierne circostanze ci costringono a sperimentare che cosa vuol dire per la Chiesa essere privata del suo bene e atto supremo, l'incontro con Gesù, nostro Signore, unico Salvatore. Invitando a vivere con più speranza e carità questo singolare, del tutto inusuale giorno del Signore che ci ha dato di vivere senza la celebrazione comune dell'Eucaristia, Moraglia auspica che questo forzato e imprevisto digiuno ci faccia apprezzare la grandezza del dono eucaristico che oggi non possiamo celebrare, ricevere e gustare pienamente. In base al codice di diritto canonico, il Patriarca offre infine alcune indicazioni per vivere la particolare domenica, momenti di raccoglimento e preghiera, ascolto e meditazione della parola di Dio. Una prima considerazione, una prima comunque possibilità di poter partecipare alla Eucaristia di domani alla Basilica della Madonna della Salute nella prima domenica di Quaresima. Questa possibilità la danno Antena 3 e Rete Veneta, perché così come è accaduto mercoledì scorso, grazie ad Antena 3 e Rete Veneta, grazie all'accordo con il Patriarcato di Venezia, potrete seguirle in diretta anche la messa di domani. Sentite. Prima domenica di Quaresima, ai tempi del coronavirus, la diocesi di Venezia lancia un forte segnale con le campane delle chiese e dei campanili che suoneranno a distesa come segno pubblico e grido di speranza dell'intera comunità cristiana in un momento di particolare emergenza e di vita sociale ed ecclesiale così fortemente condizionata dall'epidemia. La messa domenicale verrà celebrata nella Basilica della Madonna della Salute alle 11 dal Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e come già accaduto mercoledì per la messa delle ceneri, Antena 3 e Rete Veneta manderanno in onda in diretta la celebrazione liturgica. Io ringrazio Rete Veneta e Antena 3 che ci consente di poter entrare a distanza in contatto e vivere insieme questo momento
importante. Al termine della celebrazione il patriarca rivolgerà una preghiera di affidamento alla Madonna della Salute e poi si rinnoverà a mezzogiorno in punto il suonare a distesa delle campane di tutta la diocesi. Un grido di speranza dunque che potrete seguire su Antenna 3 e Rete Veneta con la diretta che inizierà alle 10:30 per poi proseguire alle 11 con la trasmissione della messa dalla Basilica della Salute. Allora abbiamo in collegamento telefonico l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Un'altra giornata intensa alla task force regionale, immagino. Sì, ormai siamo fissi qua da una settimana. Senta, una cosa che le chiedo importante perché ci stanno chiamando in tantissimi per avere un ulteriore dettaglio, un'ulteriore comunque certezza. La notizia di oggi tra le notizie è quella della proroga della chiusura delle scuole, o meglio la sospensione dell'attività delle lezioni, così abbiamo capito dal governatore Zaia, me lo conferma? Sì, lo confermo, anche se non c'è l'ufficialità perché queste nuove misure saranno inserite in un DPCM che stanno scrivendo per poi chiedere l'intesa, però insomma è sicuro insomma, che ci sarà non la chiusura come la settimana scorsa, ma la sospensione di tutti i servizi, dai servizi educativi a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono le lezioni, ma che le scuole sono aperte per quanto riguarda l'operatività delle segreterie. Ecco, questo vorrei chiedere questo, perché ci stanno chiamando anche tanti insegnanti. Saranno aperte per chi? Personale ATA, personale ausiliario, anche i docenti, insegnanti, oppure solo il personale amministrativo? No, allora io credo, noi abbiamo chiesto anche poi di riuscire anche ad avere poi l'esplicazione concreta appunto dell'ordinanza che verrà contenuta nel DPCM, in modo da capire bene cosa, come e chi. Però si parla di tutte quelle che sono le figure, oltre a rispetto appunto a personale ausiliare, ATA, docenti, segreterie, insomma queste dovrebbero poter lavorare, poter essere operativi, rimangono a casa solo gli alunni. Quindi anche questo è quello che abbiamo capito, è quello che abbiamo capito noi, bisogna leggere. Perché questo è il concetto, bisogna un attimo avere in mano il DPCM, questo è il concetto, con tutte le casistiche particolari, se non sbaglio, è così? Esattamente, perché sono state solo lette dal Ministro Speranza, però chiaramente non abbiamo ancora nulla di scritto, però insomma da come sono state spiegate dovrebbe essere così, quindi gli alunni a casa, però le attività normali, che siano attività di segreteria, che siano attività di personale ATA o che siano attività di docenza, possono essere operative, insomma. Possono essere operative, benissimo. Quando si potrà sapere, secondo lei, un'ufficialità di questo? Nelle prossime ore, immagino, diceva il governatore Zaia, perché deve entrare in Gazzetta Ufficiale, se non sbaglio. Ma noi siamo fiduciosi che insomma nell'arco di un'oretta dovrebbe arrivare questo DPCM, il tempo di poterlo leggere, poter fare eventualmente alcune osservazioni, per poi io credo andare la notte in Gazzetta, insomma, o in tarda serata. A livello invece abbiamo assistito a diverse conferenze stampa oggi sia nelle varie ULSS di competenza. Cosa si sente di dire sulla situazione a livello epidemiologico, a livello sanitario? Ma la situazione io credo che possiamo dire che è abbastanza stabile. L'ultimo aggiornamento che abbiamo avuto 2 ore fa ci dice di 196 casi, quindi abbiamo più 5 casi rispetto all'aggiornamento che abbiamo dato a metà tarda mattinata. Ci sono 12 persone in terapia intensiva, quindi abbiamo avuto l'aumento insomma, di una persona in terapia intensiva. Rimangono sempre alti gli asintomatici, con un campione comunque molto importante perché siamo oltre 8.300 tamponi fatti. Benissimo, grazie all'assessore Manuela Lanzarin, era doveroso appunto avere anche un ultimo aggiornamento e anche un chiarimento sulla questione delle scuole, ci risentiremo più tardi sicuramente, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Grazie all'assessore Lanzarin. Allora, per i tanti insegnanti che ci hanno chiamato in questi minuti avete compreso, no? Quello che si diceva prima, bisognerà avere in mano quel DPCM
che viene letto probabilmente in questi momenti, e dentro un'ora avremo il chiarimento assoluto sulla situazione. Però ce l'ha confermato l'assessore Lanzarin, le lezioni sono sospese, restano invece aperte per il personale delle scuole, dal personale ATA al corpo docenti, che quindi possono realizzare le loro attività nelle scuole la prossima settimana. Questo è quanto ci ha spiegato adesso l'assessore Lanzarin, quindi era importante fare questa considerazione. Ci ha anche aggiornato sul dato dei contagiati, che quindi diventano 196, siamo in attesa di avere il report ufficiale, ma abbiamo approfittato dell'assessore alla sanità, dell'assessore di riferimento, per farcelo dire. 196 i contagiati, ricordiamo che oltre 100 di questi sono asintomatici, 12 le persone in terapia intensiva, di questi 196 in Veneto. Mi dice Filippo Fois che forse può darci ulteriori aggiornamenti da Marghera, allora fra poco magari lo risentiamo, ci ricolleghiamo con lui da Marghera, perché appunto fa discutere il nuovo decreto del governo, anche per capire quale sarà il destino appunto chiese, musei, le altre attività, i grandi eventi. Insomma, su questo ancora non c'è una totale chiarezza, ma appunto la Regione sta aspettando di avere e di poter leggere con calma quanto stabilito dal governo in queste ore. Possiamo vedere se Filippo è pronto? Mi fate sapere? Eccolo, lo vedo, la luce sta calando, ma Filippo Fois è lì, stabile come sempre. Allora, Filippo, hai sentito, avevamo in collegamento l'assessore Lanzarin, quindi ti ho un po' anticipato, non so se che ha riferito insomma almeno un chiarimento sulla questione delle scuole. Che altro si sente dalla task force? Ma adesso tutto il dibattito si sta incentrando su un nuovo termine che prima non avevamo mai sentito, drop. È stato coniato dal governo. Tra l'altro senza che si capisca, mi hanno chiesto i presidenti di regione a che cosa si riferissero. Si tratta praticamente di una distanza di sicurezza che deve essere osservata in caso di aperture di locali pubblici, o comunque in questo caso potremmo parlare anche di musei e di insomma qualunque luogo aperto al pubblico. Questo termine è uscito fuori per quale motivo? Perché chiaramente se si chiudono i musei, se si chiudono i cinema, se si chiudono i teatri, ci si è chiesti allora per quale motivo non si debbano chiudere anche i ristoranti in base allo stesso motivo, e i bar. E da questo punto di vista è stato detto da parte del governo che si possono tenere aperti ristoranti e bar a patto che ci sia questo famoso drop, vale a dire una distanza di 1 metro tra un cliente e l'altro. Chiaramente è di difficile applicazione, questo è stato fatto notare anche da parte dei presidenti di regione, però se passasse questa linea potrebbe poi essere adottata per tutto, vale a dire, non lo so, per esempio un cinema potrebbe vendere 1/3 dei biglietti e mettere gli spettatori distanti l'uno dall'altro secondo queste nuove misure, oppure lo stesso potrebbe accadere per le funzioni religiose, ed è questo uno dei temi su cui si sta sviluppando il dibattito di queste ore. Ecco, questo è diciamo l'aggiornamento sul decreto che credo sia in fase. Sì. Questa misura, questa presa di posizione del governo, che peraltro insomma di difficile applicazione mi pare di capire, ma è così in effetti, avrebbe dovuto essere messa in atto già per bar e ristoranti, visto che sono rimasti aperti in questa settimana. Com'è? Esatto, e infatti proprio per questo poi si è sviluppato questo dibattito, perché sono stati chiusi alcuni posti mentre altri sono rimasti aperti, pur avendo comunque lo stesso affollamento, si tratti di un teatro, si tratti quindi di un ristorante.
Per cui quando è stata paventata la possibile chiusura di ristoranti e di bar è uscito fuori il drop, che poi però potrebbe essere esteso e quindi far riaprire parzialmente, se non altro anche musei e teatri e cinema, ecco. Dicevi bene tu, sarà difficile capire come metterlo in pratica, però forse con le soluzioni che forse paventavi tu. Diciamo che sì, esatto, quello che mi risulta difficile capire è come si possa sviluppare per esempio in un bar in cui magari la gente è in piedi. Certo è che comunque si tratterebbe di qualcosa di difficile controllo e che viene demandata al buon senso dei cittadini che si trovano nei locali pubblici. È come se mettessimo l'obbligo di lavarsi le mani. Esatto, beh, quello è già più facile da fare. Voglio dire, anche quello è... osservare la distanza. Anche quello è dettato dal buon senso, cioè lo si dice da giorni, la distanza comunque di 1 metro dovrebbe essere già all'interno delle precauzioni, no? Di questi giorni. Fa sorridere che debba essere messo per iscritto. E soprattutto poi... Sì, no, soprattutto poi se pensiamo per esempio a un gruppo di persone che per esempio vada in un ristorante, ecco, questo metro di distanza vale tra il gruppo di commensali che si è recato assieme in ristorante o rispetto agli altri gruppi che si formano nei vari tavoli? Per cui insomma, visto che si sta scendendo molto nel dettaglio, nel merito, sono punti da chiarire da questo punto di vista. Tu che sei un noto frequentatore di ristoranti ci dovrai dire come si svilupperà allora nei prossimi giorni. Bisognerà, prima devo ricevere anch'io il decreto del governo prima di tornare in Devi ristorante. avere con mano anche tu il decreto del governo. Senti, solo una cosa Filippo, Sì, devo averlo in mano. Filippo, si è capito quando hai lasciato prima il governatore Luca Zaia, fra poco lo risentiremo, si è capito quando ci sarebbe stato il nuovo aggiornamento? Beh, da parte sua lui adesso si è spostato nel Trevigiano, qui c'è l'assessore Lanzarin, presumibilmente lo avremo da lei. Lui ci aveva detto, beh, oramai dovrebbe mancare un'oretta, da quello che abbiamo capito. Abbiamo avuto anche modo insomma, di sentire le voci qui dentro e ci parlavano di un'ora, però chiaramente non siamo bene in grado di fare una previsione in questo momento. C'è però un'altra cosa interessante che vorrei raccontarvi, che verrà resa nota credo lunedì, però già possiamo fornire alcune indicazioni e riguarda Avò. Avò è un caso unico in Italia perché è stato effettuato il tampone a tutti. È un'intera comunità che è stata lo ha sottolineato più volte, sì. Per cui per certi versi sta diventando diciamo, anche un laboratorio per capire quale sia la velocità di trasmissione del virus e quanto colpisca. Ebbene, a Vo sono risultati positivi il 2% della popolazione. È un dato che qui viene reputato estremamente basso. Addirittura ci sono nuclei familiari in cui, pur vivendo a stretto contatto, un unico membro è risultato positivo mentre gli altri sono tutti negativi. Non solo, di questo 2%, l'80% è totalmente asintomatico, vale a dire se non si fosse fatto il tampone non si sarebbe accorto di avere il coronavirus e lo passerà presumibilmente senza alcuna conseguenza, praticamente senza accorgersene. Questo fa pensare che i metodi, diciamo che il contagio non sia così facile alla fin fine, perché come detto anche persone che vivono nello stesso tetto non si sono contagiate pur continuando a vivere assieme. Certo, peraltro proprio al tuo microfono il governatore Zaia prima ha detto che aveva chiesto esplicitamente di togliere la zona rossa da Vo, ma su questo il governo non ci ha sentito. No, non ci ha sentito, però Vo in questo momento ha un'importanza fondamentale su quello che si sta imparando in Italia sul coronavirus. È nel vero senso della parola un laboratorio, perché è la prima volta, è l'unica, in cui c'è un'intera comunità che è sotto stretta osservazione e i segnali che arrivano sono per l'appunto quello di un contagio che non sembra facile come si era temuto. Addirittura si sta pensando che il contagio possa avvenire solamente
sempre nella fase in cui si manifestano i sintomi, per cui i positivi asintomatici non contagerebbero solamente le persone positive che si trovano in presenza di sintomi, per quanto leggeri. Il grosso problema del coronavirus, di questo tipo di coronavirus, è proprio il fatto che non si conosceva e non si conosce come si muove, quindi è questo il problema fondamentalmente. Allora io ringrazio Filippo Fois con la promessa che ci rivediamo fra una ventina di minuti quando apriremo la pagina del Veneto per fare un po' di nuovo il punto della situazione, va bene? Anche così per fare un po' il sunto della giornata per quanto riguarda il Veneto. Allora fra poco ci ricollegheremo con te. Nel frattempo a livello nazionale sono 1049 le persone che ad oggi risultano positive al coronavirus, sono i dati nazionali, a questi si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza sono stati 1128 i contagiati, è il bilancio fornito appunto dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Ci sono anche 4 per esempio guariti in Liguria, lo sta dicendo in questi momenti proprio il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. È quanto stavamo dicendo sostanzialmente prima. Allora, vediamo se c'è altro da dire, su ultimi aggiornamenti. Ecco, questo anche è importante e riguarda quello che diceva prima Paolo Zaveo, quello che stanno dicendo le categorie economiche, cioè sempre dalla bozza del DPCM, cioè del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via le zone gialle e individuazione di singole città da equiparare o meno lo status delle 3 regioni più colpite dal coronavirus con le stesse restrizioni. Uno dei provvedimenti contenuti nella bozza del DPCM che il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando ai fini della stesura definitiva dello stesso decreto. Ci sono alcune aree evidentemente che potrebbero subire delle restrizioni, come le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma questo esula dalla nostra regione. 38% di ricoverati in Italia e 10% in terapia intensiva sono i dati nazionali, lo ricordo, mentre l'assessore regionale Emanuela Lanzarin poco fa ci ha fornito l'ultimo dato aggiornato sui contagiati in Veneto, sono 196 con 12 persone in terapia intensiva. Mi dite se c'è un contributo da poter utilizzare, altrimenti, e lo facciamo rivedere perché è molto importante per diffondere informazione sul coronavirus. La Regione ha diffuso un video e lo facciamo vedere, anzi 2 video che riguardano tutto ciò che si deve conoscere sul coronavirus, detto e spiegato dagli esperti, da chi si sta occupando in queste ore del coronavirus, gli esperti della sanità del Veneto. Allora, con alcune domande e risposte, le domande più frequenti e le risposte che si possono e si devono dare. Allora vediamo il primo dei video diffuso dalla Regione. Sono medico ma sono anche una mamma e come tutte le mamme abbiamo insomma una preoccupazione per quelli che sono i nostri figli. Ci risulta che i bambini e gli adolescenti siano poco interessati da questa malattia. Questa domanda di preoccupazione da parte degli anziani arriva principalmente anche dai miei genitori che dicono insomma non venire a trovarmi oppure insomma stiamo in isolamento. Io li ho tranquillizzati dicendo che hanno già contratto l'influenza tra l'altro e quindi hanno già avuto questa sintomatologia respiratoria e che al momento non abbiamo motivo di preoccuparci. Quindi se una persona anziana con una sintomatologia respiratoria importante, grave, si presenta in pronto soccorso, verrà valutata oltre che per l'influenza anche per l'eventuale contatto con questo virus. Gli insetti ed il cibo non possono trasmettere l'infezione da coronavirus semplicemente perché il virus non è abbastanza abile per replicarsi a livello dell'apparato digerente o per replicarsi all'interno degli insetti. Quindi una puntura o il cibo proveniente da qualunque parte italiana o fuori dall'Italia non può assolutamente trasmettere l'infezione da coronavirus.
Un contatto stretto è un cittadino che è stato, con il caso confermato, insieme per almeno 15 minuti ad una distanza ravvicinata, che vuol dire una distanza inferiore a 2 metri, oppure che vive insieme in casa con il soggetto che ha avuto la conferma dell'infezione da coronavirus. Non sono casi stretti e quindi non dobbiamo avere paura di essere stati contagiati, tutti quelli magari che, pur essendo stati dei casi confermati, abbiamo visto di passaggio quando siamo andati al ristorante, piuttosto che lungo la strada, piuttosto che ad un bar. Recarsi in pronto soccorso con sintomi lievi significa ritardare l'accesso alle cure di altri cittadini che invece hanno dei sintomi più severi. Chiedete a voi stessi: sarei andato in pronto soccorso se non avessi sentito parlare del coronavirus? Se la risposta è no, rimanete a casa. Trattandosi di un tipo di virus legato a malattie respiratorie che generalmente si vengono a determinare nel periodo invernale, noi pensiamo che con l'aumentare della temperatura e quindi col mutare delle condizioni climatiche anche la circolazione del virus dovrebbe avere una modifica e quindi abbassarsi. Da mamma sono tranquilla, anch'io ho un figlio che frequenta le scuole superiori, credo che vadano sempre rispettate tutte le normali misure igieniche che si tengono in questo particolare periodo invernale, vale a dire lavarsi spesso le mani, utilizzare fazzoletti monouso che poi vengono gettati, quando si tossisce eventualmente porre di fronte alla bocca il gomito, e quando si hanno sintomi influenzali o febbre o tosse eccetera magari rimanere a casa. I nonni, se sono in buona salute, possono anche loro avere la normale vita quotidiana, quindi frequentare gli ambienti che sono soliti frequentare, andare a fare la spesa o quant'altro, ma direi nessuna preoccupazione aggiuntiva specifica per il coronavirus. La casa è un luogo assolutamente sicuro, il pronto soccorso non lo è perché ci sono dei malati, in casa non ci sono malati, questo significa ancora una volta utilizzare le normali regole di igiene, e anche se si hanno delle persone della propria famiglia che hanno contatti ipotetici con persone malate perché per esempio lavorano negli ospedali, non è necessario all'interno della casa nessuna regola particolare, tranne di nuovo un corretto lavaggio delle mani per prevenire tutte le infezioni e non solo il coronavirus. Nei luoghi di lavoro la prevenzione è un lavoro di squadra, significa che ovviamente se ho un leggero raffreddore che quindi normalmente non mi impedisce di andare al lavoro, in questo caso consiglierei fortemente una mascherina, più per evitare la trasmissione di altre patologie respiratorie che per il corona. Sarà cura del datore di lavoro di far rispettare l'utilizzo della mascherina e la possibilità di lavarsi le mani in maniera corretta all'interno del luogo di lavoro, secondo le indicazioni del Ministero. L'elemento cruciale è quello di essere stato o in un paese a rischio oppure contatto di un caso confermato. In questo caso bisogna avvertire il proprio medico, i sanitari, per essere valutati. Se invece non rientro in nessuna di queste due categorie, direi che posso assolutamente pensare che si tratti di una influenza stagionale e quindi stare tranquillo. Influenza stagionale che peraltro ha provocato 3 morti in questo periodo, per cui ce ne siamo dimenticati parlando del coronavirus, l'abbiamo lasciato in secondo piano, ma l'influenza ha già ucciso 3 persone con patologie pregresse, anzianità, però è passato in secondo piano di fronte al coronavirus. Allora adesso la pubblicità e poi ripartiremo con il telegiornale del Veneto.